Allora, ciao a tutti, nuovo video dedicato al mio libro Antonio Rizzi, dall'innocenza alla realtà. Quindi ragazzi siamo arrivati al momento in cui oggi vi parlerò del quinto capitolo. Allora, vi ricordo appunto che io ho deciso di creare questa serie appunto per raccontare il mio romanzo passo dopo passo, ma ovviamente per chi non conoscesse, per chi non avesse visto i miei precedenti video, vi presento i miei capogiri tanti. Faccio l'autore da 3 anni e mezzo, ho pubblicato 2 libri. Il mio primo libro è stato questo qua, che è semplicemente un'autobiografia che ho scritto nel 2017, è stata pubblicata a fine 2017 dal mio amico Giulio Campagna, che ne approfitto per salutare la seconda esistenza. E poi successivamente, 2 anni dopo, ho scritto questo, capendo la mia passione per la scrittura e piacendomi molto il genere, ho scritto anche questo libro sulla mafia che si chiama Antonio Rizzi, dall'innocenza alla realtà. Un libro che appunto parla di un personaggio da me inventato che vive apparentemente un'adolescenza tranquillissima a Corleone, ma insieme a una serie di vicende si troverà sempre più coinvolta in un ambiente mafioso, malavitoso. Prima in Sicilia a Corleone e poi successivamente a New York, con la mafia Cosa Nostra di New York. Quindi vi ho detto appunto ragazzi che io ho creato questa serie per cercare appunto di illustrarvi i miei romanzi capitolo per capitolo. Quindi niente, io direi andare subito al quinto capitolo, però ovviamente vi dico prima alcune cose, cioè ovviamente per chi è interessato ad acquistare una copia ovviamente la potrete trovare personalmente venduta da me a Sabaudia, in provincia di Latina, a Corso Vittuale Emanuele III, numero 55, della nostra bottega di famiglia, la bottega del vino, a Corso Vittuale Emanuele III, numero 55, a Sabaudia, provincia di Latina, perché è molto più facile che la venda io rispetto appunto alle varie edicole e librerie. Poi ovviamente vi ricordo anche di seguire oltre che su questa pagina, oltre su questa playlist del canale YouTube, ma di seguire proprio il mio canale YouTube, ma di seguire anche il mio sito Facebook che qui trovate in descrizione, perché là trovate tutti appunto i miei video che faccio, ma anche altre cose, come per esempio una trasmissione che io sto facendo di recente che si chiama Arti e Derapate. Ma potete seguirmi anche sul mio sito web, dove appunto io metto tutte le mie informazioni sui miei video appunto riguardanti appunto il libro, oppure dei video che faccio anche con la chitarra. Quindi, detto questo, io direi di andare subito al quinto capitolo, che parla appunto, quindi proseguiamo la nostra storia, dove appunto adesso ci saranno le conseguenze di quello che è successo al padre di Antonio, Nino Rizzi, insieme al suo scontro con il principale scagnozzo di Francesco Cilli, Carlo Sebastiano. Lui, come avevo detto nel precedente capitolo, si è indebittato con lo stesso Francesco Cilli per cercare appunto di dare soldi alla sua famiglia, non avendo soldi poi per poter richiamare il boss, mentre lo stesso Cilli poi il momento partiva per un viaggio di affari a New York per incontrarsi con uno dei suoi soci d'affari della mafia Cosa Nostra. Il suo braccio destro, Carlo Sebastiani, ha messo la parola fine alla vita di Nino Rizzi, mentre lo stesso Nino Rizzi, non vedendo altra riuscita, dovendo spopare la sua famiglia, non avendo abbastanza soldi per saldare il debito con lo stesso Ciglia, appunto ha deciso di affrontare di petto la situazione venendo ucciso dallo stesso Carlo. Adesso ragazzi andiamo a vedere le conseguenze del quinto capitolo che vi illustrerò oggi. Ovviamente la dividerò in 2 parti, quindi oggi andrò a parlare della prima parte. L'aereo di Francesco Cilli atterrò alle 14 a John Fitzgerald International Airport e in quel momento Francesco aveva la faccia della persona più felice della terra. Andava tutto bene. Tra pochi momenti avrebbe preso il taxi che l'avrebbe portato a Long Island, nella villa privata di Don Vince Gentile. Lo aspettava per discutere dei problemi con la DIA che la sua famiglia stava avendo e di come trasportare in tutta tranquillità la resina dagli Stati Uniti alla Sicilia. Il motivo è che era così vicina, perché al suo ritorno avrebbe potuto trovare facilmente un altro deposito per nascondere la roba e soprattutto non avrebbe avuto più il pensiero della questione con Rizzi, ora che lo stesso periodo di Rizzi era stato eliminato dal suo scagnozzo Carlo Sebastiani. Tutto questo grazie appunto a Carlo Sebastiani. Sì, aveva svolto un ottimo lavoro per lui, forse non aveva più avuto più i suoi 3.000 lodi che Rizzi gli avrebbe dovuto in quel periodo, cioè, o meglio, l'anno seguente, ma almeno avrebbe avuto quello che si meritava. Nessuno doveva sgarrare con lui, era stato chiaro, e lì ne aveva avuto troppo palle e poco cervello per capire la situazione. Ovviamente Carlo sarebbe stato adeguatamente ricompensato, la sua fedeltà e le sue abilità andavano premiate. Francesco prese la sua valigia, scese dall'aereo, uscendo poi dal terminal. Arrivato al controllo c'era la guardia che già aveva domesticato, lo fece passare senza problemi. Mica c'erano problemi se lo fermava un poliziotto non corrotto, ma Francesco non prendeva mai le cose alla leggera. Le avevano una buona permanenza a New York, signor Cili, sussurrò Lenny, la guardia. Un uomo appunto che lo stesso Cili conosceva molto bene. Ah beh, le cose vanno benissimo, ci sono tutti i presupposti, gli rispose Cilli. Buon lavoro, gli disse passandogli una busta con del verde dentro. Francesco uscì fuori dal terminal, fermò un taxi e disse al tassista di portarlo a Long Island il prima possibile. Vince Gentile aveva chiesto di incontrarlo personalmente, di avvisarlo quando fosse arrivato a New York. E infatti Cilli prese subito il telefono per chiamare il suo socio. Il mio socio d'affari preferito, come va ragazzo? Gli chiese Don Gentile. Tutto a posto, signor Gentile, volevo solo informarla che sono appena arrivato a New York, che tra 5-10 minuti raggiungerò la sua magione, così discuteremo di quell'affari. Problemi con il viaggio? Gli chiese Gentile. Beh, diciamo che avevo un problema di poco conto con un tizio in Italia, ma ora è tutto risolto. Mi fa piacere che le cose vadano bene, disse il vecchio boss. Ti aspetto con impazienza. Ci vediamo tra 2 minuti, signor Gentile, concluse Cilli.
Francesco arrivò alla villa di Don Gentile pochi minuti dopo. Il capofamiglia ovviamente aveva provveduto a avvisare le sue quadre, che infatti appena l'arrivo di Scillo fecero passare immediatamente e trovò appunto ad accogliere appunto calorosamente, tra cui qualcuno che conosceva anche a livello personale. È un piacere per rivederla, signor Cili, dissero di loro. Si chiamava Joe Smith e nonostante fosse italiano, solo al 50%, grazie alla sua capacità, è diventato uno degli uomini più importanti dell'organizzazione di Vincent Gentili. Altrettanto per me, John, gli rispose Cili. A quanto pare oggi si concluderanno affari importanti, non vedevamo l'ora di liberarci dalla resina, gli disse Joe Smith, sospirando. Sempre a dire addosso, Cili, gli rispose Cili, scusate ragazzi. Brutti stronzi, ficcano sempre il naso a cercare di corrompere, sta diventando sempre più difficile. Beh, spero di rimediare al vostro problema, gli rispose Francesco. Successivamente arrivò davanti alla porta di Don Vincent Gentile e bussò. Sono io, signor Gentile. Entra pure, figliolo, entra pure, gli rispose Gentile. E Francesco entrò. Lo studio di Gentile era enorme, la stanza era illuminata dal sole, era arricchita da libri e vecchi quadri, e sulla scrivania dove Don Gentile sedeva c'era una scatola di sigari cubani, che ormai avevano superato di gran lunga i toscani, le preferenze di boss malavitosi come Gentile, Marzano ed altri. Mi fa piacere vederti, ragazzo. Posso offrirti qualcosa da bere, scotch, whisky, vino rosso? Senza Gentile stringendo educatamente la mano a Francesco. Un goccio di scotch non mi ucciderà, grazie, gli rispose Francesco. E Gentile in persona prese 2 bicchieri e li versò. Aveva quasi 70 anni, ma si riportava bene ed era in grado di gestire ancora tutti i tipi di persona e tutti i tipi di affari possibili e immaginabili. Beh, io direi di passare subito alle cose importanti, agli affari, disse Gentile. Abbiamo quel problema con l'antidroga che deve essere risolto immediatamente e non conosco altre persone oltre te abbastanza in gamba per poter far sparire la merce. Sono d'accordo con lei, signor Gentile, e sarà ancora più facile visto che quando ero sull'aereo il mio amico mi ha informato di aver risolto un problema di natura economica. Ma non solo economica ma anche personale. Che vuoi dire? Gli domandò Gentile. Voglio dire che, come l'ho detto al telefono, c'era un uomo che appunto aveva un credito nei miei confronti e questo ora non è più un problema. E i soldi che mi doveva sono in mano ai miei uomini. Anzi, o meglio, le dico la verità, non sono in mano ai miei uomini quei soldi. Non ha importanza, ne ho già abbastanza e comunque in ogni caso ho risolto un problema molto spinoso a livello personale che dovevo assolutamente risolvere. Mi spiace quando si creano queste situazioni, gli rispose Gentile, ma del resto se la gente se ne approfitta questo è ciò che si merita. Direi di sì, signor Gentile. Adesso con quei soldi avrà la possibilità di trovare altri posti in cui nascondere la merce in tutta sicurezza, anche per eventuali trattative future, intendo. Gli spiegò Cili. Non so che dire, Francesco. Anche tuo padre è in gamba, ma tu sei una mente geniale, disse Gentile, colmo di entusiasmo. Sono felice di aiutarla, signor Gentile, gli rispose Cili d'altro canto. Beh, direi che la trattativa è conclusa, come al solito è andata alla grande. Gli disse Gentile, stringendo la mano a Francesca. I due firmarono il contratto e Cili in cambio della somma di 100.000 dollari americani acquistò quella grossa partita di eroina che gli uomini del boss newyorkese nascondevano in un magazzino. Che gli uomini del boss newyorkese nascondevano in un magazzino lì accanto spacciato per drogheria. Questa, ragazzi, quindi è la conclusione sostanzialmente della prima parte del 5° capitolo. Poi ovviamente il capitolo prosegue e sarà molto lungo, io ve lo spiegherò anche nella prossima parte, quando ovviamente avrò più tempo, quando potrò fare un video più lungo, cercherò di essere il più sintetico possibile. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuta, questa mia parte del 5° capitolo. Il prossimo video ovviamente riguarderà la seconda parte del 5° capitolo e poi ovviamente andrò ai capitoli finali, quindi il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono e il 10°. Quindi detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate sempre numerosi, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace, aiutatemi a condividere e a far crescere la serie. Ditemi che ne pensate e come vi ho detto all'inizio trovate i link sia del mio sito web che del mio profilo Facebook. E se volete acquistare una copia di Antonio Rizzi la trovate nella nostra noteca di famiglia, perché non avesse sentito il mio discorso iniziale. La bottiglia del vino, Corso Vittorio Emanuele III, numero 55, Sabato provincia di Latina, dove io i libri li vendo personalmente. E approfitto anche di questo video anche per ricordarvi che appunto che o il 23, o il 24, o il 25 ve lo farò sapere molto probabilmente nel prossimo video, ci sarà la mia presentazione di Antonio Rizzi a Sabato a Piazza del Comune. Quindi niente, ragazzi, al prossimo video, è stato un piacere come al solito, ciao!